last year you left me, little girl. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. Apriamo la puntata di giorno 27, puntata post natalizia di Penalty, una puntata assolutamente diversa dal solito perché siamo in esterna, anche perché c'è un'occasione importante, quella della premiazione riguardante i tecnici, le scuole calcio da parte dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori. È una serata assolutamente da non perdere e noi di Penalty dovevamo essere per forza presenti. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Presidente dell'AIAC di Catania, che bella serata, insomma Penalty non poteva mancare ad un avvenimento che premia soprattutto tecnici, dirigenti e tutto l'ambiente degli allenatori e non solo. Una serata bellissima, grazie a tutti gli intervenuti, anche perché aggrega con il calcio che in questo momento non vive di buone cose, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti, per cui una festa per tutti, addetti ai lavori, tecnici, giornalisti, arbitri, veramente una bella kermesse. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa serata. La conferma che l'AIAC ancora una volta insomma, vuole fare centro nel cuore di tutti gli sportivi, sperando magari in maggiori adesioni, in maggiore disponibilità da parte di tutti gli addetti ai lavori. La disponibilità naturalmente dipende dai numeri, noi purtroppo non riusciamo a scuotere le coscienze di tanti, anche perché siamo sindacati, tra virgolette, non può ricorrere al sindacato solo l'allenatore che ha bisogno. Occorre secondo me maggiore coscienza nella cultura dell'associazionismo. Perfetto. Renato, adesso il 2016 cosa prevede? C'è un calendario, delle scadenze importanti? Allora il 2016 praticamente prevede una cosa importante, che abbiamo il rinnovo delle cariche elettive a giugno, per cui siamo tutti in scadenza e aspettiamo i nuovi avvenimenti per vedere un attimino com'è la situazione. Ma la prospettiva è quella ancora una volta di essere più solidi in un territorio siciliano che, come hai detto bene tu, un po' soffre. Sicuramente sì. Grazie. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a Happy New Year. Roberto Bellomo, oltre a essere consigliere nazionale dell'AIAC, è soprattutto un uomo molto vicino alla squadra della Leonfortese. Campionato assolutamente particolare, nel senso che non state soffrendo, forse potete sperare in qualche cosa di più nel girone di ritorno. Sì, diciamo che il campionato quest'anno è un po' livellato, soprattutto tantissime squadre sono livellate, quindi noi ci siamo adeguati al livello che c'è, non puntavamo a vincere il campionato e non puntiamo a vincere il campionato, ci sono grosse realtà che hanno fatto grossi investimenti, quindi noi con una squadra giovane e come sempre ben allenata da Gaetano Mirto stiamo cercando di centrare la salvezza, che è l'obiettivo minimo richiesto sia dalla città di Leonforte che dal presidente stesso. Non parliamo adesso del campionato CND, parliamo invece dei due gironi di eccellenza che tu indubbiamente segui sempre. Parliamo intanto del girone A, dove questa squadra di San Cataldo sta dicendo la sua alla grande, però c'è il Gela che pressa. Sì, tra l'altro io essendo di San Cataldo ho visto anche qualche partita, è una bella realtà, una bella squadra. Ieri purtroppo inceppata in una sconfitta casalinga un po' strana perché era in vantaggio, si è fatta rimontare, un autogol stupidissimo che però può anche succedere, un po' ha stroncato questo distacco della vetta. È una buona squadra, aggiungo che con i risultati di ieri nel girone A adesso tra San Cataldese, Gela, Paceco che ieri ha vinto e Dattilo sarà una lotta fino all'ultimo, forse manca il Mazzari in questa che farà la finale di Coppa tra l'altro. Di Coppa, però ieri è caduto malamente, aggiungo tra virgolette, ed è una bella realtà. Sì, il Gela effettivamente ha una grossissima società, ha un numero di tifosi sicuramente che copre tutti i tifosi delle altre squadre e mi auguro che questo progetto non si fermi arrivato a un certo punto, ma
che Gela vada a ricoprire il ruolo che aveva, e tra l'altro è stata ultimamente potenziata la rosa perché ho letto uno dei nostri migliori giocatori che è stato messo in lista di svincola, che è pettinato, è andato anche a rinforzare il Gela, quindi chiaramente già si è visto che sabato hanno vinto 3-0, ma mi dicevano anche giocando facilmente, quindi Bruculeri sarà l'ennesimo titolo che si porterà dietro. Mentre per quanto riguarda il girone B devo dire che c'è comunque molta bagarre, perché su tutti in questo momento la Leonzo sta veramente primeggiando, però alle sue spalle c'è tantissima ma tantissima confusione: Palazzolo, Sporting Taormina, Troina, Igea Virtus, insomma c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Sì, ci sono tantissime buone squadre, la Scuola Leonzio purtroppo ha avuto quella penalità sempre ricorrente, una cosa vecchia dello scorso anno, e quindi con questi 3 punti di penalizzazione un po' in questo momento la classifica sarà rallentata, non so se andranno avanti, recupereranno dei punti. Però dico, le società che seguono, metterei io Rocca di Caprileone perché è allenato da un buon allenatore, metterei la Cireale che in questo mercato ha preso dei giocatori che... Effettivamente avevo dimenticato queste altre 2 società. Conosco bene perché Candiano e Caputa, se si integrano, noi abbiamo vinto il campionato di eccellenza con la Roma Portese, e poi Candiano soprattutto ha fatto benissimo, quindi sono giocatori giovani, freschi e buoni, se riescono a integrarsi, nulla togliendo alle altre società. Semmai una cosa che devo così sottolineare è che ieri ci sono stati risultati di 10-0, 7-0, 4-0 che Lascia un po', diciamo che è il massimo campionato regionale. Allora queste cose, se scendiamo di categoria, potrebbero essere ammesse, però se poi le società retrocedono pur sapendo che c'è la possibilità facile del ripescaggio e non affrontano una squadra normalissima, passando anche un po' in un certo senso una parte anche importante del campionato. questo sicuramente, però dico, non si può, io capisco tutti i problemi che ci possono essere, ma faccio un nome, l'Orlandino l'anno scorso l'ha fatto anche in Serie D, di prendere treni di gol, non si può continuare così, o si dà spazio a anche qualche piccola realtà, però società sane che hanno voglia di giocare, che lottano, possono anche perdere, però che ci sia una lotta, quindi questa cosa è un po'... E mi auguro che con le ristrettezze le squadre che arrivano a fare la Serie D riescano ad essere abbastanza organizzate, Solide soprattutto. e quindi, ma in questo momento le squadre che sono davanti sia in girone A che in girone B, diciamo, hanno anche dei trascorsi dalla vecchia Leonzio alla Cireale o a Mazzaro, a San Cataldo, al Gela, insomma. Parlando adesso dell'AIEC, dell'associazione allenatori, si prospetta un 2016 molto interessante, c'è anche il rinnovo delle cariche. Questa cosa è una cosa legata anche perché nel quadriennio olimpico ci sono le cariche di tutti, quindi è una cosa legata alla FIGC, a tutte le federazioni del CONI, noi pure come parte tecnica, perché siamo all'interno del Consiglio federale, dobbiamo rinnovarci. Certo c'è un po' di, come dire, in questo momento non è che il calcio è ben visto, poc'anzi ascoltando la radio ci sono state le squalifiche confermate dei 2 maggiori esponenti della FIFA e della UEFA, quindi però restano al loro posto. Noi in Italia da vecchio sembra che si dovrebbe ricandidare, però forse non già più l'unità delle altre volte, e una volta il volontariato era fatto per fare dilettantismo, adesso invece, mancando le amministrazioni comunali che danno un supporto di aiuto e di strutture che non funzionano, l'imprenditore non è portato a investire. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it Un is. premio alla carriera per il maestro dell'Amarcord, professore Pappalardo. Devo dire che ritrovarla qui in perfetta forma è una cosa straordinaria. Non voglio parlare di ricordi, voglio parlare del calcio moderno, il calcio dilettantistico moderno, che forse in questo momento un po' piange. Sì, in effetti non è più il calcio di una volta, assolutamente. Si giocava con molto entusiasmo, con molta buona volontà e si facevano tanti sacrifici. Oggi mi dicono che i ragazzi non sono più quelli, tra PlayStation e robe varie non si impegnano più, questo è il mio parere.
Adesso c'è una operazione editoriale interessante di cui lei ne fa parte. Devo dire che raccontarlo anche attraverso la carta stampata è sempre una cosa abbastanza impegnativa. Potrebbe sembrare un po' vecchia, però io credo che i ragazzini, quando vedono scritto il nome su un giornale, come capitava a noi quando eravamo piccolini, sicuramente è sempre una grande forma di emozione. Sì, senz'altro, perché io ho voluto ricordare proprio i tempi belli del calcio giovanile, anni 60-70, e proprio mercoledì dopodomani ci sarà la pagina 80-90. Per il ragazzo è molto importante dal punto di vista psicologico innanzitutto, e soprattutto perché si rende conto che fare qualcosa per il calcio è fare per se stessi e fare per gli altri. Quando lei da giovane, tra virgolette, perché la vedo sempre in perfetta forma, andava nei campi catanesi, siciliani in genere, a raccontare le partite, c'erano dei campi certamente non eccezionali. Possiamo confermare che sono passati tanti anni e la situazione non è cambiata? No, io direi che è peggiorata. Io posso confermare che ho giocato al campo di Fontanarossa nel 1965, cioè 50 anni fa, e noi ci lamentavamo perché c'era sempre qualche cosa che non funzionava, le docce. Oggi il campo della vecchia Massiminiana e di tutti noi giovani è completamente abbandonato, tutto pieno di erbacce, e addirittura ci sono 3 alberi dentro il campo. Cosa possiamo sperare? Che la cosa cambi radicalmente, oppure ancora una volta ci dobbiamo adeguare ai fatti e pazienza aspettare che qualcuno possa cambiare tutto? Beh, io spero che l'amministrazione comunale possa fare qualcosa, non solo per il campo Fontanarossa, ma anche per il Cibalino. Ho scritto una lettera al giornale dicendo che anche il Cibalino è stato abbandonato. Era il fiore all'occhiello d'Europa, non si scherza, fondato dal Centro Federale Italiano, cioè si poteva nascere una nazionale per l'Italia, incredibile. Coordinatore dell'insert dedicato allo sport più amato, almeno credo, da parte di numerosissimi ragazzi. Parliamo di Sicilia Gol, Nunzio Correnti. Devo dire che la tua iniziativa è straordinaria perché insomma era da parecchio tempo che mancava una realtà cartacea di questo genere, di questo spessore. Allora, ritengo che tutti i successi siano successi in quanto vanno condivisi e soprattutto vanno gestiti come squadra. La Sicilia Gol è un prodotto della redazione sportiva del quotidiano La Sicilia e dell'agenzia Blue Media, che è un'agenzia che lo ha promosso. Ora, il fatto che dopo 20 anni, perché da 20 anni seguo il calcio giovanile, mi sia stato dato l'onore, perché per me è un onore, di poter quantomeno fare la guida di questo prodotto, di questo progetto, ecco perché questa targa che ci è stata conferita stasera dall'AIAC è una targa molto gradita ed è una giornata particolarmente emozionante per me sul piano professionale, perché davanti a me avevo comunque i miei maestri e soprattutto perché è un incarico di grande responsabilità poter rispondere alle esigenze del calcio giovanile siciliano, in quanto cerchiamo ogni settimana di poter essere un po' su tutte le piazze siciliane. Non è facile, servirebbero 40 pagine, in realtà spesse volte non ce la facciamo, però cerchiamo di accontentare un po' tutti. Era un'esigenza, era un prodotto che mancava, è un prodotto che sta andando bene, è un prodotto molto letto, è un prodotto che potrebbe essere ancora più letto secondo me, quindi sono convinto, le aspettative un po' di tutti ci sono e spero che il calcio giovanile siciliano capisca in quel clima di collaborazione che c'è sempre stato con la carta stampata, perché l'ho sempre notato, capisca che insomma si può fare sempre sempre di più. Il nostro sogno sarebbe davvero convertire, aumentare le pagine ogni settimana. Questo è un sogno che può anche diventare realtà, però adesso diamo un termometro invece dal punto di vista tecnico del calcio giovanile in Sicilia. Credo che forse probabilmente c'è anche un po' di confusione e credo che ci sia anche troppo business, soprattutto legato alle scuole calcio. In questo momento intanto viviamo una fase particolarmente delicata, a mio avviso tutto parte un po' a monte anche dalla crisi del Catania di quest'estate, che ha un po' scombussolato a mio avviso i piani di chi, i progetti di chi in un certo senso cercava di avviare i propri ragazzi al professionismo,
Noi comunque considera che abbiamo perso quest'anno la primavera ed era un patrimonio del calcio giovanile. Patrimonio però che francamente non è che abbia comunque dato nomi importanti anche in prospettiva prima squadra Catania. Senza fare polemica, però è un dato di fatto. Lì a mio avviso entriamo in un'altra ulteriore ottica perché i giovani ci sono e a mio avviso forse non c'è la voglia e non c'è il coraggio di lanciare. Giusto. Perché Andrea Di Grazia non gioca da parecchio tempo, Rossetti ha giocato, non ha fatto male, se dai giovani si aspetta il colpo alla Messi. Farli crescere è fondamentale, possibilmente farli crescere nella propria città è ancora più difficile. Anche perché ti vorrei ricordare che Donnarumma a Catania fu il capocannoniere della primavera del campionato italiano con Destro con 19 reti. Destro andrà a fare un certo tipo di carriera, Donnarumma adesso si trova a Salerno e non è più un prodotto del Tra l'altro Catania. adesso stiamo cercando di far ritornare a casa Nicastro. Spero che torni Francesco perché Francesco intanto è un siciliano di Campofranco e spero che torni perché è anche un pallino di Pangaro e che non ha fatto mistero quest'estate, può fare bene perché ha le caratteristiche forse del giocatore che manca a Catania. Tornando alla domanda iniziale, è un momento particolare perché ci sono il calcio giovanile forse invaso dai procuratori e questo non doveva succedere. Qualcuno lo permette però, Non doveva succedere infatti e poi a mio avviso, t'ho appena detto durante la premiazione, una piaga che andrebbe debellata più presto in un certo senso è quella dei genitori. I genitori dovrebbero darsi una regolata sugli spalti, dovrebbero essere più disciplinati, bisognerebbe educare il genitore. Pare un'affermazione probabilmente paradossale quello che ho appena detto, però il genitore andrebbe educato perché il giovane, il calciatore deve vivere il calcio nella vera essenza, no? Solo divertimento. Senza del divertimento. Io amo vedere i primi calci, vedere quei bimbi che seguono quel pallone senza l'essenza del gol, senza Spensieratezza assoluta. spensieratezza. E poi bisognerebbe educare pure i tecnici, diciamolo pure. Vincere per forza non paga mai. La cultura esasperata del risultato a tutti i costi. Forse bisognerebbe introdurre la cosiddetta cultura al contrario, la cultura della sconfitta. E la cultura della sconfitta perché è dalle sconfitte che si cresce e si migliora.